Boccia che abita su un paesetto di montagna non l'ha mai visto il mare e suo mare il dì del compleanno l'ha che regà un viaggio in corriera su a Jesol. A mattina che prepara il zainetto, butta dentro un fiato d'acqua, una briosetta, i cracker, un po' di roba, crema, soare, tutto quel che serve. E che fa? Ascolta Matteo, guarda che ti metto dentro il tè 5 a punta e cunicio, ma sa da ieri sera, che quando si butta via niente, tu capito? Sì, 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 va bene, mamma, va bene. E parte con sto zainetto, ciappa la corriera, dopo un po' di ore arriva a Jesol, e là va verso il sdraio, ombrion prenotati, in prima fila e 60 so, zainetti in fianco, Maria Vergine, oh, quanta acqua che ne c'ho, che belle! Si presenta un pezzo di gnocca mora davanti di lui, messa alle spalle così. Ascolta, fate in fiani là, che ho da guardare il mare, a guardare, che sono venuto qua per guardare il mare. Ma se fa in fianco si tira via e dopo neanche a 5 minuti la si torna a mettere davanti sta tipa senza il toc di sora, guardate fuori. Ehi, ascolta, ma siete ancora qua? Ho da guardare il mare, ma fate in fianco, fate in parte. Ma se fai in fianco, oh, che bello, ma quanta acqua! Ma guarda che bella sto mare! La torna lì dopo neanche a 5 minuti nuda completa davanti di lui così. Ah, ma siete ancora qua? Ma allora non ti capisce niente, ma fate in fianco che ho da guardare il mare! Oh, bel, ma tuo mare non ti ha fatto l'osel? No, no, mio mare mi ha fatto, punta e cunicio mi ha fatto.